Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Ennesima operazione di sequestro di beni da parte della Polizia di Stato di Cosenza nei confronti di un appartenente alla Cosca Fora Stefano, operante nella piana di Sibari. Il personale dell'Ufficio Misure di Prevenzione della Questura Abruzzo e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale hanno posto i sigilli a beni sull'Alto Ionio Cosentino per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Si è costituito nella casa circondariale di Reggio Calabria il sindaco di San Procopio, destinatario di una delle 42 ordinanze di custodia cautelare emesse su richiesta della DDA Regina nell'ambito dell'operazione Meta. Rocco Palermo, 49 anni, insegnante, secondo l'accusa era stato fatto eleggere dai clan che per non destare sospetti avevano presentato anche una lista d'opposizione. Considerato uomo di fiducia di Cosimo Alvaro, capo dell'omonima Cosca e figlio del patriarca Domenico, prima di essere eletto sindaco era l'autista del boss. 3 feriti e 2 arrestati è il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri a Gerocarne nel Vibonese. Rosario Lopriato, 55 anni, doveva notificare un atto relativo a un terreno di sua proprietà a Giuseppe Donato, 41 anni, pastore con il quale era in lite da qualche tempo. Giunto sul posto, il fratello di Donato, Francesco, già noto alle forze dell'ordine, ha esploso alcuni colpi di pistola, detenuta illegalmente, colpendo l'avvocato che a sua volta ha sparato. Un proiettile vagante ha raggiunto anche una terza persona estranea al fatto, Michele Gerace, pensionato 64enne. In manette sono finiti i 2 fratelli Donato per tentato omicidio. Il prossimo 5 luglio i farmacisti di Crotone effettueranno una serrata. A comunicarlo la presidente di Federfarma provinciale Adriana Angellieri. La drastica decisione è arrivata dopo il fallimento dell'ultimo tentativo di conciliazione tra i farmacisti e l'ASP previsto nella prefettura di Crotone. All'incontro infatti non si è presentato il DG dell'ASP crotonese, Domenico Scuteri, perché dimissionario. I farmacisti lamentano i grossi ritardi dell'ASP nel rimborso dei farmaci erogati. Giuseppe Scopelliti è al terzo posto del gradimento tra i governatori in Italia, secondo un sondaggio proposto da Monitor Regioni in base ad una ricerca di Full Research condotta tra l'1 e il 18 giugno. Precedono il governatore calabrese solo Roberto Formigoni, a capo della Lombardia, e Luca Zaia del Veneto. I consensi per Scopelliti sono attestati al 57,4%. In questo periodo però, per il governatore calabrese i sondaggi non sono certo in cima ai suoi pensieri, visto che deve far fronte al problema delicato della sanità. Sarà il senatore Adriano Musi il commissario del PD calabrese. La designazione è arrivata direttamente dal segretario nazionale Bersani, anche se ancora manca l'ufficializzazione. Finisce così l'era di Carlo Guccione, segretario regionale, reo di non essere riuscito a tenere insieme le varie anime del Partito Democratico. Un solo dato: a 3 mesi dalle elezioni regionali il PD non è riuscito a nominare ancora il suo capogruppo in consiglio. A Musi, che è una figura esterna proveniente dai repubblicani, l'arduo compito di riportare l'ordine nel partito calabrese. Mancano poche ore alla partita decisiva che segnerà il cammino dell'Italia. Infatti alle 16 gli azzurri scenderanno in campo contro la Slovacchia a Johannesburg nello stadio Ellis Park. Obiettivo: vincere per passare il turno. Lippi cambierà modulo rispetto ai 2 precedenti match, passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3, con l'inserimento di Ringhio Gattuso in mezzo al campo e la riconferma di Iaquinta nel reparto offensivo, che agirà da prima punta e non più sulla fascia.